La grande distribuzione non molla, centri commerciali aperti a Pasqua e a Pasquetta, la guerra delle aperture domenicali non vede nessuna tregua, dall'emisfero di Silea al Bennet di Pieve di Soligo, dal Billa di Treviso fino alla Cadore e al Liz di Conegliano, sono tanti i supermercati che domenica terranno le saracinesche alzate, almeno nella mattinata dalle 8:30 alle 13. Addirittura lunedì saranno praticamente tutte le principali catene a rimanere aperte per tutto il giorno, unica eccezione è la Coop Adriatica che ha deciso di tenere chiuso nei due festivi, ma il sindacato non ci sta e propone che l'iniziativa contro le aperture domenicali questa volta parta direttamente dai consumatori. Noi pensiamo che azioni di sciopero per quanto riguarda le commesse bisogna un po' invertire i ruoli questa volta. Noi chiediamo che siano i consumatori a fare lo sciopero dei consumi. E il coro del no alle aperture arriva anche dai piccoli commercianti, costretti a tenere aperto anche nei giorni di festa per reggere la concorrenza alla grande distribuzione. Questo purtroppo è un gioco al massacro perché è un gioco di costrizione, con la differenza che mentre la grande distribuzione più facilmente può ruotare il personale e quindi consentire sostanzialmente all'interno della propria gestione anche altri riposi, chi ha un dipendente o due, per chi ha un dipendente o due la cosa è molto molto più difficile. Ma altre iniziative contro la decisione di tenere aperto arriveranno nei prossimi giorni, ad annunciarle il Comitato Domeniche No Grazie Veneto. Un libro denuncia con molte testimonianze e lo intitoleremo Noi nuovi schiavi della domenica. Che tipo di denunce saranno? Ma le più banali, dalle domeniche pagate in nero ai riposi compensativi non fatti. Cosa vuol dire? Che ci sono dipendenti che lavorano 7 giorni su 7.